Entrambe neopromosse, entrambe un po' danneggiate dalle numerose assenze di questo avvio di stagione. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Sport City. Si affrontano Atletico Fiumicino e Peperino Calcia 8. Si può già quindi parlare di uno scontro fondamentale in chiave salvezza. Atletico Fiumicino in maglia argento, mentre Peperino Calcio 8, unica della Lega della Serie A, ancora a quota 0 punti in maglia rossa, attaccherà da sinistra verso destra rispetto ai vostri monitor. Si gioca qui allo Sport City sotto una notevole pioggia iniziata qualche minuto fa. A seguire Golbet Bacci Immobiliare, sicuramente sarà uno dei match più avvincenti di questa giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Comunque rimaniamo concentrati su questa sfida che può essere già di vitale importanza per quanto riguarda la parte bassa della graduatoria. Peperino Calcio 8, come già detto in precedenza, si presenta a questa sfida con 0 punti sulla carta, mentre Atletico Fiumicino con 5 lunghezze si trova già nella parte medio-bassa della classifica. Per entrambe oggi conta un solo risultato, quello della vittoria, per provare a ripartire. Come dicevamo già in avvio di gara, entrambe le formazioni sono state danneggiate dalle numerose assenze in questo inizio di stagione, mentre c'è subito un'ottima occasione per il Peperino Calcio 8 che prova a spingere sulla corsia di sinistra. Pallone messo in mezzo, adesso si andrà alla rimessa laterale con le mani, vertice dell'area di rigore, si rimane sempre in quella zona di campo, il pallone è terminato al di là però della linea bianca che delinea il campo di gioco qui al Circolo Sport City, campo dalla Lega Calcio 8 appena rifatto, è uno dei più grandi per quanto riguarda la metratura di tutti gli altri circoli che ovviamente conoscete già, dove si disputa questa massima serie del Calcio 8 a Roma. Campo bagnato, palla molto scivolosa, saranno importanti i tiri da fuori area da entrambe le formazioni. Peperino Calcio 8 che va alla conclusione, la seconda della sfida provata da Roberto Roberti, uno che ha molta confidenza con il gol, lo abbiamo conosciuto l'anno scorso nel campionato di Serie A2. Faceva coppia con Quattrocchi. Peperino Calcio 8 che si schiera con Grupescu tra i pali. Argenziano con la maglia numero 6, Lorenzi, Perelli, con il 23 il fratello Perelli, poi con il numero 11 proprio Roberti, con il numero 7 Vertesci, con il numero 10 un nuovo giocatore, Sandonato. Mentre andiamo alla lettura della formazione dei ragazzi in maglia argento, Atletico Fiumicino che viaggia con 5 punti, quindi una sola vittoria in questa sua nuova esperienza nella massima serie. Si schiera con Gizzi tra i pali, Dallarmi, Ferri, Marramao, Mosciatti Stefano, con il numero 99 Davide Passigli, con il 16 Puleio, con il 10 Solinas, con il numero 8 Visconti. Allenatore Mosciatti. Peperino che giostra il pallone all'altezza della mediana, non ci sono state ancora occasioni, ma la partita è iniziata da poco più di 2 minuti. Per ora un po' meglio il Peperino Calcio 8 in fase offensiva, adesso finisce giù con la maglia numero 7 per il Peperino Calcio 8, Lorenzo Vertesci, prima punizione del match. Parte il numero 10 del Peperino Calcio 8 che andrà a cercare lo specchio della porta, infatti è così, sfortunato colpisce un suo compagno di squadra, mentre qui aumenta l'intensità della pioggia.
Sempre il Peperino in possesso della sfera, ha iniziato meglio questa sfida. La formazione in maglia rossa con Roberti che va centralmente, pallone sporcato poi all'ultimo dal suo compagno di squadra, che può quindi porre rimedio e ricominciare tutto da Roberti, che gioca basso sulla destra, va lancio in avanti Roberti, colpo di testa, la palla ancora in possesso del Peperino che spinge, vuole ottenere a tutti i costi questa vittoria per sbloccare una situazione non facile in classifica. Ricordiamo che le ultime due della Lega Calcio 8 andranno direttamente in Serie A2, da dove entrambe provengono. Atletico Fiumicino che prova centralmente, si passa da Marramao a sinistra che scodella in avanti, un pallone interessantissimo per il compagno che lo riporge al centro, la mezza rovesciata, finisce però di là del palo colpendo la rete esterna. Aveva provato con la maglia numero 6 Dallarmi. Pallone interessante centralmente, la conclusione che passa, arriva il gol del Peperino Calcio 8 al 7° minuto di gara. Non può nulla Egizi, il pallone praticamente gli passa sotto le braccia, quindi si sblocca la sfida qui al Circolo Sportivo Sport City al 6° minuto di gara. Ad andare in gol Lorenzo Vertesci, 1-0 Peperino. Prova subito a rispondere l'Atletico Fiumicino con un ennesimo passaggio all'interno dell'area di rigore, non riesce ad arrivare Marramao, quindi può ripartire Roberti. Sotto la nostra postazione Roberti ha un po' di spazio, preme la sovrapposizione del compagno che però viene fermato, arriva il traversone, riesce solo a spizzare Vertesci, tocca anche il difensore secondo il direttore di gara, quindi arriva il primo calcio d'angolo della sfida, se lo aggiudica in questo caso la formazione che conduce per ora qui al Circolo Sport City per 1-0. Incontro sbloccato dal sinistro di Vertesci circa un minuto fa. Si va a vedere ancora in avanti, quindi il Peperino che prova a raddoppiare. Secondo corner. Peperino alla battuta del secondo calcio d'angolo consecutivo, è solo in mezzo all'area, stacco di testa, arriva il gol del Peperino. 1-2 micidiale dei ragazzi in maglia rossa che si portano sul 2-0, raddoppio immediato. Peperino calcia 8-2, Atletico Fiumicino 0. Non abbiamo avuto neanche il tempo di commentare la prima rete, il Peperino Calcio 8 ne ha già segnata un'altra. Questa volta il gol è nato da palla inattiva, cross perfetto su calcio d'angolo. E poi battuta a rete, mentre prova a rispondere l'Atletico Fiumicino con il sinistro di Dallarmi, pallone fuori. A Friglie, Eric è andato in gol di testa con la pioggia. Non abbiamo possibilità di leggere tempestivamente le liste. Dallarmi, doppio passo di Dallarmi, va facile però per Gropescu, anche lui conosciuto nel passato campionato di Serie A2, portiere dello Steaua Bucarest, quest'oggi in maglia Atletico. Atletico che si fa vedere sempre con Marramao che calcia, fuori misura il tiro del numero 9.
Si è svegliata comunque la formazione in svantaggio, che prova a far male davanti con il tridente dall'Armi, Solinas, Marramao. Dall'Armi va dal compagno Gropescu, con un po' di difficoltà, se la cava molto bene però l'estremo difensore. Parte Eric, l'autore del gol del 2-0, da centralmente. A destra chiama il pallone Roberti. Si alza anche il vento. La conclusione: si deve ovviamente provare a tirare da qualsiasi posizione di campo. Condizioni del campo che permettono ai giocatori di essere pericolosi da qualsiasi distanza, essendo molto scivoloso il terreno, rendendo non facile la vita agli estremi difensori, che per ora se la sono cavata, diciamo, abbastanza bene, soprattutto Gropescu, mentre dall'altra parte Egizi è stato un po' sorpreso. Atletico Fiumicino in avanti, il sinistro deviato all'ultimo. Gropescu battezza il pallone fuori. Calcio d'angolo sul primo palo, allontana la retroguardia del Peperino. Si può provare anche la conclusione da questa distanza, invece si va dentro, sempre da Marramao, che prova a liberare il destro. Ancora Marramao, scusate Solinas, poi torna sui suoi passi. Il fallo fischiato dal direttore di gara lo ha procurato il numero 10, Ismaele Solinas. Gropescu chiama la barriera, 4 gli uomini per lui. Dall'Armi invece conta i passi per andare con il sinistro. Eccolo proprio Dall'Armi che va sul muro. Rimane comunque in attacco l'Atletico Fiumicino, che conquista il secondo calcio d'angolo. 2 per parte, calcio d'angolo battuto corto, poi messo in mezzo, rasoterra velenoso, riesce però ad uscirne il Peperino Calciaotto. In vantaggio per 2-0, qui un brutto errore in fase difensiva fa ripartire gli avversari. Il pallone sul secondo palo, teso, pericoloso, ma termina largo. Time out, il primo del match, chiamato dalla panchina del Peperino Calciaotto, che conduce per 2-0. Si ricomincia con Gropescu, che andrà alla rimessa ovviamente con le mani, come da regolamento della Serie della Lega Calciaotto. Pallone che rimpalla, Gropescu lo accompagna, un po' rischioso difenderlo lì in quella zona di campo con il corpo, quindi preferisce andare al rinvio con il destro, regalando però il pallone agli avversari, che battono la rimessa laterale all'interno dell'area di rigore. Poi Roberti addomestica con il destro e può permettere ai suoi di ripartire velocissimi sulla corsia di destra. Sale Roberti, invece si va centralmente dal numero 10, che allarga sulla corsia di sinistra. Il pallone è tenuto vivo dal compagno, pallone al limite dell'area, non riesce a calciare però la formazione del Peperino. Tiro in porta dalla distanza, nessun pericolo per Egizi.
Dall'Armi si gira, finisce giù. Calcio di punizione per l'Atletico Fiumicino. È finito giù Solinas. Dall'Armi e Mosciatti sul pallone, andrà Stefano Mosciatti. Mosciatti va con il sinistro, alto, sopra la traversa, nessun problema ancora per Marius Gropescu. Dall'altra parte Gizzi, esce, la fa sua con le mani. Quando siamo giunti al 15° minuto della prima frazione di gara, ricordiamo tempi da 25 minuti l'uno, più eventuale recupero e soste per i time out. Fa scorrere benissimo il pallone Solinas sulla destra, poi alza la testa, traversone, arriva con il sinistro Dall'Armi. Sporca però il tiro con il suo piede sinistro. Sfera che resta in rimessa laterale, Roberti, poi ancora in avanti Solinas, pallone sulla sinistra a cercare Dall'Armi, ancora una volta anticipato. Macchina del Peperino che invoca il cambio di gioco. Arriva adesso il passaggio per Roberti. Stop sulla corsia di destra, prova a rientrare sul sinistro, non trova varchi, effettua adesso il tiro Mosciatti, poi ancora Fiumicino sulla destra, Mosciatti centralmente, Dall'Armi, si porta la sfera sul destro, poi cerca Mosciatti tra le linee, spalle alla porta, prova a girarsi, Roberti va sul pallone, si mette davanti all'avversario che lo travolge. Roberto! Scusa, ma fammi perché ma sai che mandato il calcio ma stiamo giocando. Roberto, non si dice. Mi fa mezzo dice. Mi fa la parola fiamme. Mi dici strozzo, ma fa mezzo dice. Pensiamo a giocare. E dai, ma si dice. Ragazzi, da adesso in avanti il cartellino è facile, ok? Mosciatti, stoppa il pallone, sporcato, gli però da dietro. Non riesce a girarsi qui Vertesci, sta ricoprendo il ruolo di prima punta, l'autore del gol che ha sbloccato l'incontro. Eric sulla sinistra, invece ha siglato il gol del 2-0. Si fa sportellate, il pallone passa per Roberti che viene incontro e poi di prima intenzione prova il mancino. Elegantissimo qui lo stop di Solinas che poi alza la testa, va in mezzo con il sinistro. L'ultimo tocco è proprio del numero 10 in maglia argento. Eric si gira,
Benissimo, ancora Eric va con il destro, fuori misura. Dallarmi. Pallone morbido, centralmente se la cava molto bene Mosciatti, che poi forse viene toccato da dietro. È regolare però, secondo il direttore di gara. Proteste di Mosciatti. Roberto va da Vertesci. Vertesci prova la conclusione. Calcio d'angolo. Roberti va dentro, allontanato il pallone, poi riposto al centro dell'area di rigore, allontana la retroguardia, fa sportellate Dallarmi, lancio sulla corsia di destra. Anticipo secco su Solinas. Ricordiamo campo scivoloso, come è scivolato in questa circostanza il difensore centrale del Peperino Calciaotto. Peperino che se ne va sulla corsia di destra con il numero 10 che salta secco l'avversario, mette un ottimo pallone al centro. Roberti prova il tacco, non la scelta migliore da parte del numero 11 che poteva sicuramente approfittare per dare un colpo di grazia all'Atletico Fiumicino, che invece si fa vedere in avanti con Maramao. Centralmente Mosciatti ha spazio per liberare il sinistro, scusate, Dallarmi. Pallone rimpallato, calcio d'angolo, il quarto per l'Atletico Fiumicino. 21esimo minuto di gara, siamo in chiusura quindi della prima frazione di gara. Si rimane lì con Dallarmi che se la cava benissimo, il pallone era rimasto vivo, quindi si andrà ancora dalla bandierina con Dallarmi che viene a prendersi il pallone. Ancora il numero 6, Scucchiaia e mezzo, sul secondo palo non c'è nessuno, poi arriva la conclusione bellissima di prima intenzione da parte del giocatore dell'Atletico Fiumicino, che dimezza quindi lo svantaggio in chiusura di primo tempo. Il gol bellissimo tra l'altro è di Solinas, uno dei migliori dell'Atletico Fiumicino. Prova il Peperino ad andare direttamente in porta, poi ci ripensa Roberti. Eric, era importante per il Peperino Calciaotto andare alla pausa dei primi 25 minuti sopra per 2-0, mentre Solinas apre benissimo sulla corsia di destra per Mosciatti in mezzo all'area di rigore, prova a divincolarsi in mezzo a due avversari che gli strappano via la sfera e riparte quindi il Peperino con il numero 10 dietro per Eric. Roberti invoca il pallone sulla corsia di destra, lo chiama anche Vertesci in avanti, si va invece in orizzontale sempre dal numero 10 che viene pressato qui da Maramao. Vertesci giù con il petto, si gira bene, danza sulla linea laterale, conquista il calcio di punizione. Punizione direttamente in porta, con i piedi se la cava non bene ma benissimo qui Alfredo Egizi che salva il risultato sul pallone velenoso che gli era rimbalzato davanti. Sta per concludersi la prima frazione di gara.
iniziata con il Peperino Calcio a 8 che ha avuto il sopravvento nei primi minuti, mentre qui Vertesci, Eric al centro, Vertesci gli pone il pallone, ancora Eric, si porta la sfera sul sinistro, doppietta del numero 22 che replica quindi al gol di Solinas con un altro gol stupendo qui allo Sport City. 3-1 Peperino Calcio a 8. Risponde subito quindi il Peperino al gol di Ismaele Solinas. Eccolo proprio Solinas con il pallone incollato al suo piede preferito. Viene atterrato dall'autore della doppietta. Calcio di punizione. Solinas e Dallarmi. Parte Solinas con il destro. Duplice fischio del direttore di gara, si chiude il primo tempo sul risultato di 3-1. Peperino Calcio a 8 che è andato in gol con la doppietta di Eric e con il gol di Vertesci. Si riparte con il possesso tra i piedi della formazione che è in svantaggio qui allo Sport City per 3-1. Aveva accorciato le distanze Solinas in chiusura del primo tempo andando sul 2-1, ma appena dopo circa un minuto il migliore in campo fin qui, ovvero Eric, che è in possesso della sfera, ha portato i suoi ancora sul +2. Filtra la sfera per Eric, Roberti, doppio passo di Roberti che va ancora da Eric, prova a divincolarsi addirittura tra 3 maglie argentate, conquistando il fallo laterale. Può ripartire l'Atletico Fiumicino velocemente, già siamo dall'altra parte, viene anticipato benissimo Solinas, pallone che resta vivo, in avanti può controllare Roberto Roberti che cerca la via tra lo stop e il dribbling, non è la scelta giusta qua, quella del numero 11, Dallarmi, scavetto solito in avanti, il pallone è buono, filtra, viene infilato sotto le gambe Gropescu, riapre quindi la partita l'Atletico Fiumicino al primo minuto della ripresa. Atletico Fiumicino che accorcia quindi le distanze con il suo numero 9. Maramao che raccoglie con un bel sinistro al volo il passaggio perfetto di Dallarmi. Conclusione ancora di Maramao, riesce a tenerla lì Gropescu con qualche difficoltà. Sembra essere rientrata benissimo in campo l'Atletico Fiumicino che riconquista immediatamente la sfera centralmente con Dallarmi. Danza sul pallone, poi allarga qui a destra sotto la nostra postazione da dove stanno nascendo maggiori problemi per la retroguardia del Peperino Calcio a 8. Il tiro è deviato, sbatte sulla traversa, si accontenta del calcio d'angolo in questa occasione. Pallone sulla sinistra, lato corto e l'area di rigore, filtra il pallone, non ne approfitta però Mosciatti. Gropescu va a lancio lungo con le mani verso Vertesci, che ha siglato una rete questa sera, la prima del match, e qui finisce giù il numero 7 conquistando un calcio di punizione importante per far salire i suoi che sembrano essere in difficoltà.
Calcio di punizione già battuto con Maramao che converge verso il centro del campo, poi scarica a sinistra su Mosciatti. Dallarmi si va ancora a sinistra, poi taglio di Dallarmi, si ricomincia invece tutto quanto da dietro. Atletico Fiumicino che cerca di stanare il Peperino Calciotto, che adesso è con tutti gli effettivi dietro la linea del pallone. Gropescu di prima intenzione verso Roberti, che prova la spizzata con la testa, non arriva però la sfera a Vertesci. Dallarmi viene in contro Mosciatti, che finisce giù. Calcio di punizione. Posizione interessante questa. Mosciatti sulla sfera. Due gli uomini in barriera per Gropescu. Parte Mosciatti con il sinistro a cercare l'incrocio del palo lontano. Sfera che lambisce il montante alla sinistra di Gropescu. Ho potuto solo guardare che il pallone terminasse in rimessa dal fondo. Roberti. Aggancio di Roberti. Pressato da Maramao. Centralmente Solinas. Maramao va con il sinistro. Ha provato il gran gol il numero 9, che poi chiede scusa ai suoi compagni. Forse ha chiesto un po' troppo da quella circostanza. Gropescu. Vertesci. Lotta, ma la meglio è il giocatore con la maglia argento. Ottimo il pallone di Mosciatti. Solinas va con il destro ad incrociare il numero 10. Ancora lui, Solinas, doppietta personale. E partita che si riporta quindi in equilibrio 3-3 al quarto minuto del secondo tempo. Rimonta effettuata, quindi Peperino Calciotto vinceva per 3-1 circa 5 minuti fa. Adesso il risultato dice 3-3. Mentre c'è qualche protesta qui di Solinas. Non è la prima volta. C'è da ridire qui il numero 10 Maramao. Solinas passa davanti l'avversario, poi Vertesci non controlla. Stop difficile. Dallarmi con il tacco rischioso. Vertesci in agguato, pallone che è stato ribattuto. Poi non riesce Eric a tenere viva la sfera. Molta caparbietà qui da parte del numero 22, autore anche lui di una doppietta. Solinas, stop bello del numero 10, che poi con il tacco si libera di due avversari. Viene incontro Dallarmi a prendere il pallone, eccolo tra le linee. Dallarmi centralmente Mosciatti, servito anche il numero 7 che però sbaglia l'appoggio allungandosi il pallone di qualche metro. Roberti, Vertesci, sulla destra c'è Eric, Vertesci preferisce andare alla conclusione, pallone alto sopra la traversa. E qui sta arrivando anche il cartellino giallo, il secondo del match per Vertesci. Che faccio? Ci sto. Ho capito. No, non sto a porta, sto da solo, non sto a porta. Mi sa che ci arrivo, Dritto ci arrivo però. Secondo giallo del match, entrambi sono arrivati per proteste. Pallone scodellato al centro, retropassaggio velenosissimo all'indietro. Gropescu allontana in rimessa laterale. Dallarmi, Solinas, pallone che ribatte ancora Dallarmi al limite dell'area, prova a servire Maramao che era in posizione migliore della sua, ma non arriva la sfera
poi Roberti, passaggio filtrante per Eric che lo addomestica, poi cerca di metterla al centro, pallone che non è stato deviato da alcun ragazzo con la maglia rossa, quindi si riparte, siamo già dall'altra parte, squadre spaccate a metà. Solinas, finte ubriacanti da parte del numero 10, poi pallone scodellato dall'altra parte per Dallarmi che non giunge a destinazione, ancora Solinas sul secondo palo, invoca il pallone Dallarmi, Solinas preferisce andare adesso con il sinistro, forse ha tentennato un po' troppo qui il numero 10 che però ha conquistato un prezioso calcio d'angolo, anzi no, si tratta di semplice rimessa con le mani, battuta all'indietro, ancora Solinas cercato da tutti i compagni, questa volta è sbagliato però l'appoggio al numero 10, Roberti, petto e spalla, Eric sulla corsia di destra, Roberti invoca il pallone un po' in solitaria sulla sinistra, se ne accorge il compagno che lo serve, ottimo lo stop di Roberti, poi viene chiuso in rimessa laterale, cerca di spingere adesso anche il Peperino con Vertesci che spalla la porta, non trova nessun supporto nei compagni, arriva la conclusione di sinistro e poi arriva l'errore qui clamoroso da parte di Alfredo Egizi che si spinge praticamente la palla nella propria rete. 4-3 Peperino calcia 8 che in questa circostanza è anche fortunata con la rete del numero 5 Manuel Perelli. Dallarmi, Solinas, non riesce Maramao qui con il tacco, arriva il time out chiamato dalla panchina del Peperino. Si riprende dopo il time out chiamato dalla panchina del Peperino, qui Roberti non fa la scelta giusta facendo scorrere il pallone mentre ha riniziato a piovere forte al circolo Sport City. Ricordiamo attesissimo il match che inizierà verso le 11 meno un quarto, che vede protagoniste la Golbet calcio 8 di Cencetti e la Baci Immobiliare invece di Matteo Dupachier, un derby definito da molti che sicuramente insieme a Cotton Roma calcio 8 è uno degli incontri più importanti di questa giornata. Golbet che guida questa classifica con 18 reti a punteggio pieno conquistate su 6 sfide, questa è la 7ª giornata della Lega calcio 8. Dallarmi, Eric, pallone messo sul secondo palo dove arriva Maramao, ha provato un altro gol al volo il numero 9, questo non gli è riuscito, ha smorzato troppo con il piede destro. Adesso chiamo Roberto, non va solo tu no. Dai, adesso? Alza il pressing il Peperino calcia 8. Vabbè. Giancarlo 7. Dallarmi per Solinas che non può arrivare sul pallone. Sta decidendo per ora un errore grave da parte di Egizi. Pallone scivoloso, non è riuscito l'estremo difensore a controllarlo. Roberti, Dallarmi, Mosciatti, ancora Dallarmi, in mezzo a due, va da Mosciatti, tutto nello stretto, prova a liberarsi il numero 7, gli viene scippata il pallone, si può ripartire contropiede del Peperino, 4 contro 3, può provare a amministrarlo bene il Peperino, non lo fa in questa circostanza, riesce Mosciatti a ripiegare, poi il pallone centrale non pericoloso, preda dei ragazzi in maglia argentata che ripartono centralmente con Dallarmi, conclusione murata addirittura con il tacco, poi senza rischi si butta il pallone in rimessa laterale. Dallarmi va con il sinistro, tiro non è stato deviato.
Eric. Vicino a lui c'è Bertesci. Eric accende il motorino, parte il numero 23, va in porta. La risposta di Egizi, poi rimane lì la sfera. Ancora Egizi un'altra volta. Maramao. Mosciatti, sinistro, sfila. E poi sempre fallo quando mi correggo. È giusto, è partito sulla palla, Largo a destra, riceve Maramao che rientra sul sinistro, finisce giù, palla piena, nessun fallo. Scodellato il pallone al centro, Solinas con il tacco, sfera ancora allontanata. Egizi. Mosciatti, pallone di ritorno ancora per Mosciatti. Gropescu, Bertesci, questa volta conquista sì il calcio di punizione. Roberti, va Roberti a cercare lo specchio, facile per Egizi. Solinas gira male qui, uno dei pochi errori, dei rari errori del numero 10, che è sicuramente uno degli uomini più importanti per la formazione di Mosciatti. 16° minuto di gara, risultato fermo ancora sul 4-3 per il Peperino Calcia 8, che conquista un altro calcio di punizione importante di Bertesci, che finisce giù, fa salire e respirare i suoi. Fischio del direttore di gara, siamo lontani dalla porta di Egizi, però il tiro è indirizzato verso lo specchio. Roberti addomestica al limite dell'area, scarico sulla sinistra, conclusione fuori misura. Maramao, Solinas con il sinistro, l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Atletico Fiumicino, quindi rimessa laterale Peperino.
quando mancano 5 minuti più eventuale recupero al termine della 7ª giornata della Lega Calcio 8 per queste due neopromosse, nuove realtà, quindi della Serie A della Lega Calcio 8. Una sfida ricca di gol, per ora è 4-3 il risultato. Siamo al numero 10, pallone che non filtra per Vertesci, poi Roberti in scivolata. Vertesci, spalle alla porta, prova a subire il fallo, poi ancora Roberti si trova la sfera sui piedi, non è attento il numero 11, mentre c'è un'altra chiusura importantissima di San Donato. Fraseggi sulla tre quarti da parte di Mosciatti e compagni, che però non trovano varchi. Ancora Mosciatti, ne approfitta Vertesci, ancora Vertesci, può andare alla conclusione, poi si allunga un po' il pallone sul destro, viene chiuso ma conquista lo stesso la rimessa laterale. Quattro minuti più recupero. Adesso aumenta un po' il tempo che deve essere impiegato per la rimessa laterale, mentre qui allontana il pallone un giocatore del Peperino Calcio 8. Accesissime le proteste dell'Atletico Fiumicino. Ha rischiato qui l'ammonizione il giocatore in maglia rossa con la maglia numero 7 Vertesci. Lancio in avanti, stacca solo ma non imprime forza, il colpo di testa. Gropescu, c'è sulla corsia di sinistra, non riesce però a superare due avversari. Chiamato il movimento di Roberti, che viene incontro a prendere il pallone, poi lo allontana. Prova l'Atletico Fiumicino a riaddrizzare una partita che è iniziata male sin dall'inizio. Mosciatti, però Mosciatti punta l'avversario, poi non trova spazi, palla scodellata in avanti, Marramao prova la girata con il destro, qui sbaglia il numero 9, un tiro difficile ma poteva sicuramente fare meglio qui la punta centrale. Non riesce a tenere però la palla il Peperino Calcio 8, che soffre in questi minuti finali. Solinas va alla conclusione, ancora il numero 10, tripletta del numero 10. Solinas che si aggiudica con questo tiro il migliore in campo. 4-4 a 2 minuti dalla fine. Roberti, adesso l'Atletico Fiumicino può anche provare a vincere la sfida, finisce giù qui Solinas. Si sistema il pallone dall'Armi. Può essere l'uomo della provvidenza qui il numero 6. Fischio del direttore di gara, parte dall'Armi, va con il sinistro. Vertesci prova a mettersi davanti all'avversario commettendo fallo.
Si può andare al calcio di punizione dall'Armi, più forte e teso che può, all'interno dell'area di rigore. Deve uscire il Peperino, calcio a 8. Arriva il fischio del direttore di gara, respira quindi la formazione del Peperino. 50 secondi al termine, ha appena trasmesso il direttore di gara alla panchina dell'Atletico Fiumicino con il Peperino, però è un possesso della sfera, pallone velenoso per Vertesci che commette fallo ai danni di Egizi. Sul rinvio si chiuderà la partita. 20 secondi al termine, c'è l'ultima speranza per l'Atletico Fiumicino che però non ne approfitta. Può ripartire il Peperino con Eric in contropiede, pallone sulla sinistra, direttore di gara si mette il fischietto in bocca, sta per arrivare quindi il triplice fischio della gara, il pallone sfila, si chiude l'incontro, triplice fischio, il Peperino calcio a 8 soffre nel finale, è stato tutta la partita in vantaggio, ci ha pensato Solinas a rimettere in chiaro le cose. Atletico Fiumicino che con questo pareggio per 4 reti a 4 si porta a 6, mentre il Peperino calcio a 8 smuove finalmente la classifica, la 7ª giornata, e si porta ad un punto in graduatoria.